Buongiorno Sindaco, ieri sera c'è stato un consiglio comunale un po' complesso con l'approvazione della revoca del ruolo da Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Bernardelli e anche l'approvazione della mozione sull'operato dell'assessore Claudio Brugioni. Come commenta questo risultato e quale sarà il futuro di Conegliano? Beh, innanzitutto va la mia piena solidarietà al Presidente del Consiglio uscente Giovanni Bernardelli, che ha appena operato per 3 anni e mezzo e che è stato mandato a casa per ragioni politiche e non sicuramente per il suo operato. Pieno appoggio e fiducia anche all'assessore Brugioni, che tra l'altro dipende per quanto riguarda la revoca delle deleghe esclusivamente dal sindaco. In questo momento non c'è alcun motivo perché queste deleghe vengano revocate. Come ho detto prima, gode della mia massima fiducia. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, sono stato contento che sia stata approvata la variazione di bilancio che prevedeva importanti opere per la città di Conegliano e così si è evitato di perdere finanziamenti che avevamo inseguito durante tutto l'anno. Ricordo che quest'anno il Comune di Conegliano avrà più di 6 milioni di euro di finanziamenti, tra finanziamenti regionali e finanziamenti statali, e sono contento anche che questo passaggio sia stato fatto, ripeto, all'unanimità, che prevede comunque un senso di responsabilità da parte di tutti i consiglieri comunali in un momento di grosse difficoltà. A livello politico, che cosa si aspetta? Quali saranno le prossime tappe della città del Cima? A livello politico adesso andremo verso il bilancio di fine anno, cioè il bilancio nuovo per il 2021, però quello da verificare, lo faremo lunedì, è capire la consistenza di maggioranza o meno in Consiglio Comunale e capire come procedere. Io ho sempre detto che finché ci sarà la possibilità di governare, governerò, non siamo attaccati assolutamente alle serie, la cosa che ci interessa è poter programmare per Conegliano. Se potrò farlo lo farò, se non potrò farlo prenderemo atto di questo e si tornerà al voto dei cittadini. Una cosa importante da dire è che lunedì ci troveremo anche con gli amici della Lega, perché il rapporto con la Lega è un rapporto solido sia a Conegliano che in provincia di Treviso. Il problema non dipende da loro, ma il problema dipende da chi è passato da Forza Italia, poi nel gruppo misto e poi ha votato per la sinistra. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e noi come partito ce le prendiamo. Avvieremo le pratiche di espulsione, come ha detto il segretario regionale, per queste persone tesserate che hanno votato contro il sindaco del proprio partito. Mi dispiace che a rimetterci sia stato Giovanni, che fa parte della Lega e non di Forza Italia.